questa catena qua. Qualcuno mi mette in casa. Di Brenta. Diverse conifere. Io pensavo di fare un elenco di queste piante. Questo è uno dei cavalli probabilmente che deriva dalla famosa razza Breda selezionata dall'ingegner Vincenzo Stefano Breda a fine 1800 ed era un cavallo che correva nell'ippodromo di Padova, che è antico, uno degli antichi ippodromi d'Italia, e l'ippodromo di Padova. Adesso tu farai parte, se vuoi, ti conviene, nel senso di stare un po' insieme, vediamo poi. Sarebbe una sorta di piccolo rifugio. Andiamo, su, andiamo. Qualche volta puoi venire, diciamo un po' che... In Istanbul c'era un Pio di cognome ed era del Torino, era in Spagna. Il dottor Matteo, curatore. Quindi, lui ha detto che vorrebbe fare lei, per esempio io lì quando uscivo. Questo studiamino c'è mitologia, non so che mito si rifà. È Tempio di Gerusalemme. Abbiamo fatto il giro di tutto il parco di notte. Avete fatto la primavera la festa qui, avete stato La festa
di là non si trovava più. Possiamo pure fare una foto fuori, magari qui alla biblioteca. Questo qui è così. Alessandro Fossanati. C'è stato un artista che viene da noi che viene ieri venuta una vedova, fatta dai parenti di sociale servizi. Questo è grave queste cose. Si vede che hai una generazione in meno. Invece quello mio amico giù che nei miei anni ha imparato queste cose, sono proprio duro. Sempre che devo fare un corso di inglese, per esempio, che mi serve. Quindi qui c'è anche una, perché lei vuole fare una festa adesso di riunione di tutti i preti, aveva dei nipoti, quella cavolo, questa è razza preta, ha fondato lui una razza che si chiama razza preta, capito? Oggi mi fai guadagnare 150 euro da non lasciare via. Quindi non ci vogliono solo mani. Andiamo a farne una fuori, va? Ah sì, la carta di Parma, fagli bella. Dalle cose, fraternite, oratori, conti pubblici e 184. Questa è la Padova di fine 1700. Ci dicono che l'ippodromo, c'erano ancora, dice che veniva da questo periodo. Che devo improvvisare nel discorso di Tito, che è un grande storico di Roma, germanico, che diceva che avrebbero salvato Roma dall'ulteriore decadenza, che poi in realtà risultò vero. Questo ti va a giocare un po' sul cosa pensa mia figlia, come mia figlia. Cioè, questo discorso in Germania si usa, mi ha detto che in Germania si usa fare il discorso, capito? Che dici? Tu come la vedi? È un avvocato, un avvocato in pensione, mio socio. Questo e anche il fatto che anni fa c'è stato un convegno che ha detto che il 90% dei matrimoni, questo nel Medioevo, si aveva paura di contrarre malattie o di uscire, il 10% aumenti sempre più. E così, questo andrebbe meglio questo qua. Però Tacito io lo citavo per sviolinare i germani dell'approvazione. Viene filmato, adesso ci metti un po' di foto. Andiamola a fare da fuori. No, ti volevo far vedere la Meridiana, la fai da vicino. Fammi la Villa Breda, perché Breda era un ingegnere e quindi curava anche gli aspetti, diciamo, di geografia fisica. Vincenzo Stefano Breda, che è stato senatore del Regno e più volte deputato. Bella, vedi Galileo Galilei che simboleggia la scienza, la razionalità, a cui Vincenzo Stefano Breda ha fatto omaggio mettendolo sopra in alto i simboli culturali della sua villa, insomma. Villa che acquistò da nobili in decadenza e che poi senza badare a risparmi ha riadattato a fine 1800. Qui si arrivava con le barche perché il fiume Brenta passava qui al lato nord-nord-ovest della villa, poi è stato deviato e quindi adesso passa in altra direzione, e queste sono tutte statue che decoravano il viale d'ingresso con la barca nella villa. Qui abbiamo circa 7 ettari di terreno che costeggiano la ferrovia e arrivano alla Villa Breda dal lato, diciamo, dell'ingresso principale, dal lato nord-nord-ovest, mentre il lato sud è il lato, diciamo, posteriore, da dove si entra oggi. Ci sono molte varietà di piante, vedete, da latifoglie diffuse a conifere, abbiamo siepi di ligustro.